buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Brutale aggressione a sovrintendente nel carcere di Messina. Il sindacato scrive era intervenuta per soccorrere un collega sotto assedio. 3 sparatorie a Palermo, tutte con Kalashnikov nello stesso mandamento, fanno ipotizzare un'unica regia criminale di stampo mafioso. Sarebbe scollegato invece l'agguato di via Montalbo con un uomo ferito e una passante colpita per errore. Banda di rapinatori fa saltare un postamat a Ficarazzi nel Catanese e un bancomat in pieno centro a Lentini nel Siracusano. La famiglia Riina, raccontata dal primogenito Salvo Junior in una radio ungherese, dice: in famiglia vivevamo nell'amore. Emergenza idrica nell'Agrigentino a Montevago, al via i lavori per collegare la sorgente San Nicola al serbatoio comunale. L'obiettivo: più acqua e distribuzione stabile per ridurre disagi e turnazioni. Calcio, il Catania in partenza lunedì per il ritiro di Veronello, le ultime da Toscano domani in conferenza stampa. Donnarumma, Micheli e Lunetta pronti per la prima dei play-off il 17 maggio. Bentrovati, apriamo con una notizia dell'ultima ora. Una sovrintendente della polizia penitenziaria è stata brutalmente aggredita con calci e pugni e sputi al volto mentre tentava di soccorrere un collega sotto assedio. È accaduto nel carcere di Gazzi a Messina. A denunciare l'episodio è stato il presidente nazionale del Consipe Mimmo Nicotra, che chiede il trasferimento immediato e d'urgenza del detenuto aggressore e una ispezione straordinaria nella struttura penitenziaria peloritana. Sarebbe stata usata la stessa arma nelle sparatorie delle ultime settimane a Palermo. Intanto si apprende di un secondo ferito, una passante nella sparatoria del mercato di via Montalbo. Ci dice tutto Manlio Viola. Una sola mano per 3 diverse sparatorie che a prima vista potrebbero sembrare figlie di richieste estorsive o di uno scontro tra 2 diversi gruppi. Le 3 sparatorie che adesso la squadra mobile di Palermo associa fra loro sono quella di via Don Minzoni nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, i colpi esplosi contro il ristorante Il Brigantino di Staracavallo qualche giorno prima, il 25 aprile, e la raffica contro il deposito della Sicily Bycar di Tommaso Natale del 9 aprile. Gli inquirenti tendono a legare le 3 vicende perché i colpi sono stati esplosi in tutti e 3 i casi da un Kalashnikov e sono tutti calibro 7,62. Vicende che avvengono sì ad una certa distanza l'una dall'altra, ma tutte all'interno del mandamento mafioso di San Lorenzo. Per questo le indagini si indirizzano verso una recrudescenza mafiosa comunque legata ad ambienti criminali di spessore. A parte l'intimidazione al deposito di Sicily Bycar, le altre raffiche di mitra erano indirizzate, come detto, a un ristorante e all'abitazione, oltre che all'auto, una Fiat 500 della medesima persona. Vicenda diversa invece sarebbe quella della sparatoria del mercato di via Montalbo, che inizialmente era stata accostata alle altre. Oltre a Danilo Dignoti, 37 anni, ritenuto il bersaglio dei 2 aggressori in ciclomotore che lo hanno ferita a una coscia, proiettili vaganti hanno ferito in modo non grave anche una donna che si trovava a passare e si stava recando presso la medesima macelleria dalla quale Dignoti era appena uscito al momento dell'agguato. La donna di 67 anni è stata raggiunta da un proiettile al gluteo e da una scheggia metallica alla coscia sinistra e si trova ricoverata nel reparto di chirurgia del polo traumatologico dell'ospedale Villa Sofia. Rapinatori scatenati, un esplosivo usato per fare saltare un bancomat a Ficarazzi, siamo nel Catanese, in una frazione di Aci Castello, e poi un bancomat in pieno centro a Lentini. Entrambi i casi indagano i carabinieri. Tonino De Mana. Hanno piazzato una potente carica esplosiva, in gergo tecnica della marmotta, con l'obiettivo di far saltare il postamat e di arraffare il denaro. Missione compiuta soltanto a metà, visto che, nonostante i danni provocati all'ufficio postale di via Tripoli a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, la cassaforte non è stata sottratta. L'assalto si è verificato intorno alle 4 del mattino, con la deflagrazione che ha sventrato anche un muro del vicino appartamento. Io ho sentito mentre ero a letto il boato e mi aspettavo di sentire anche le sirene dei carabinieri o della polizia. Me lo sono immaginato che avevano fatto scoppiare qua il bancomat, come si chiama. Amara sorpresa per chi, in mattinata, si è recato all'ufficio postale o per chi semplicemente doveva prelevare. Più tardi se vado in un'altra posta a San Gregorio, alla Castello là sotto, non lo so.
i nostri soldi ne potremmo pigliare. Per necessità devo pagare cash, mi ritrovo in problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e gli artificieri. Al vaglio degli inquirenti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Colpo riuscito e bottino da quantificare invece allo sportello bancomat della BNL in piazza Beneventano a Lentini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Paura tra i residenti svegliati dal forte boato. Il conducente di un autobus di linea di Marsala avrebbe schiaffeggiato un ragazzo dopo che questi l'aveva insultato perché era stato invitato a non fumare sul mezzo pubblico. Un passeggero ha ripreso la scena e il comune di Marsala ha disposto una indagine amministrativa. Salvuccio Riina, figlio del capo dei capi, torna a fare parlare di sé. Ospite di una radio ungherese per presentare il suo libro, si lascia andare ad alcune affermazioni che suscitano l'ilarità dei conduttori. Tra queste ha detto: in famiglia vivevamo una vita normale, vivevamo nell'amore. Emanuela Corsi. Si viveva nell'amore a casa di Totò Riina e poco importa se fuori dalle mura domestiche si spargeva sangue o non si contavano più i morti, ma in casa si viveva una vita normale. Salvuccio Riina torna a far parlare di sé, questa volta per un'intervista rilasciata in Ungheria a Radio 1. Ospite del morning show Balázsék, il terzogenito del boss di Cosa Nostra ha presentato il suo libro Riina Family Life. Dobbiamo baciare un anello col sigillo, ha esordito il conduttore Sébastien Balázs. Salvuccio Riina si schermisce. No, non bisogna baciare alcun anello. Per 4 mesi ogni mattina lo show radiofonico più seguito in Ungheria, con una media di 1,5 milioni di ascoltatori, ha dedicato spazio tra il serio e l'ironico al libro scritto dal terzogenito del superboss dopo aver scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Come sigla la musica del Padrino. Finora abbiamo sentito parlare di omicidi, sentenze, attentati. Tu hai scritto questo libro per mostrare il lato positivo di tuo padre, chiedono gli intervistatori. Riina risponde: per quanto mi riguarda, in famiglia vivevamo una vita normale. Per noi bambini la cosa più importante era che vivevamo nell'amore. In studio ridono e commentano: questo è rassicurante, non avrei potuto vivere con l'idea che un boss mafioso non viva nell'amore. Non è la prima volta che un'intervista a Salvuccio Riina faccia discutere. A settembre dello scorso anno, ospite di un podcast di 2 ragazzi palermitani, aveva incensato il padre senza però un contraddittorio. Un episodio che aveva indignato l'opinione pubblica e pure l'ordine dei giornalisti. A Priolo, nel siracusano, un bambino maltrattato in classe dalla maestra. La denuncia è arrivata dai genitori per le violenze psicologiche e fisiche subite dal bambino. Per l'insegnante gli arresti domiciliari. Le indagini sono della polizia. Francesco Aloi. A Priolo Gargallo c'è indignazione per quello che è successo in una scuola. Secondo chi indaga, un insegnante ha maltrattato un bambino, sia psicologicamente che fisicamente. Per questo il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto i domiciliari. A lanciare l'allarme è stata la famiglia del minore, che ha contattato la polizia. Una denuncia che ha subito fatto attivare gli investigatori. Per approfondire il caso stanno continuando a raccogliere testimonianze con un obiettivo: fare piena luce su un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo. Intanto, in attesa di capire meglio cosa sia accaduto nell'istituto comprensivo, a Priolo non si parla d'altro. E andiamo a occuparci della crisi idrica nell'Agrigentino. A Montevago però si corre ai ripari. Partono i lavori infatti per una nuova condotta che collegherà la sorgente San Nicola al serbatoio comunale. Davide Sardo. Sete di acqua in provincia di Agrigento, ma da Montevago arriva un segnale concreto: contro la crisi si passa all'azione. In un territorio sempre più in difficoltà per la carenza idrica si aprono cantieri che puntano a dare risposte immediate. A Montevago sono partiti i lavori per captare la sorgente San Nicola e collegarla al serbatoio comunale. Un intervento strategico inserito tra le priorità per fronteggiare l'emergenza acqua che interessa non solo questo comune ma gran parte della provincia di Agrigento. L'obiettivo è semplice: aumentare la disponibilità idrica e rendere più stabile la distribuzione.
La nuova condotta, pronta in circa 100 giorni, garantirà un flusso costante di acqua, migliorando il servizio per i cittadini. Un'opera concreta, mentre intere comunità continuano a fare i conti con turnazioni e disagi quotidiani. Da Montevago arriva quindi un segnale che guarda oltre i confini locali. Interventi come questo possono diventare un modello anche per altri territori siciliani chiamati a reagire ad una crisi che ormai è strutturale. Piccoli cantieri, grandi risposte. È da qui che può partire il rilancio della rete idrica in tutta l'isola. E intanto gli autotrasportatori che fanno il servizio di trasporto appunto di acqua potabile ad Agrigento in alcuni comuni vicini convenzionati con l'azienda idrica hanno annunciato che dal 9 maggio a scadenza della convenzione ci sarà il fermo totale delle autobotti in tutta la provincia. Andiamo a Catania, predatori di metalli scatenati, depredate centinaia di colonnine di ricarica per le auto elettriche. La transizione ecologica in Sicilia rischia una pesante battuta d'arresto, il nostro servizio. Depredate o vandalizzate, nel 90% dei casi per rubare il rame, il cosiddetto oro rosso. L'altra faccia del passaggio alle auto elettriche è quella degli assalti predatori alle infrastrutture per la ricarica, con la Sicilia che sta vivendo un'emergenza che colpisce la mobilità sostenibile. È sistematica la distruzione delle colonnine, prese di mira da bande specializzate a Catania come a Palermo, passando per Messina e le province dell'entroterra, diversi casi segnalati nell'Ennese. Un cavo per ricarica rapida può contenere diversi chili di rame da 7 a 25 per i modelli più grandi, e se per ogni colonnina il guadagno per i malviventi si aggira intorno ai 20-30 euro, il danno per il gestore è decisamente più elevato. La peculiarità di questi cavi è che quando vengono tranciati costano poco, quando si devono riparare costano tantissimo. Riparare una colonnina del genere quanto può costare? Anche 1.000 euro. Un disservizio che colpisce tutti. Vorrei ritornare all'endotermico se questa situazione continua, perché non mi consente di fare lunghi tragitti. Serve controllo e attenzione, perché anche quando troviamo auto che non devono ricaricare, che occupano il posto di ricarica, l'unico disponibile, se cerchiamo aiuto nelle forze dell'ordine intervengono con i loro tempi. I continui furti denunciati dagli automobilisti ricadono negativamente sul turismo e frenano il passaggio alla transizione ecologica dell'isola. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per fare un po' il resoconto del lungo ponte del 1° maggio. Siamo tornati in studio, oggi domenica è l'ultima giornata di quello che si può definire il lungo ponte del 1° maggio. In linea di massima è stato un po' un assaggio d'estate a Marina di Ragusa, si respira aria di vacanza. Veronica Barbarino. Un ponte del 1° maggio che profuma d'estate. Marina di Ragusa ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. Tra autoctoni e vacanzieri c'è chi passeggia sul lungomare, chi prende il sole e chi, più coraggioso, azzarda il primo bagno. Com'è l'acqua? No, allora l'acqua è abbastanza buona, mi aspettavo di peggio in realtà, è il primo bagno dell'anno. La temperatura mite e i prezzi ancora contenuti della bassa stagione rendono questo periodo ideale per una breve vacanza da immortalare rigorosamente con foto artistiche vista mare e fare il pieno di sole. Ma noi siamo venuti qua il 1° aprile, non vedi come siamo belli abbronzati, guarda, faccio vedere, guarda come siamo belli. Questo è il primo sole? Il primo sole, assolutamente, si vede anche il primo sole. Io spesso, anche 4-5 volte l'anno, quando posso vengo giù in Sicilia. Per me la Sicilia è qualcosa di meraviglioso. Un buon inizio di stagione, come sottolinea Federalberghi. I flussi sono in aumento come del resto in tutta la Sicilia, particolarmente in provincia di Ragusa sono aumentati i flussi tedeschi, francesi e anche con l'avvento del catamarano ci sono anche flussi maltesi, soprattutto al porto turistico. La voglia di sole, mare e relax non manca e la Sicilia ancora una volta sa come soddisfarla.
Oggi a Catania previste modifiche alla circolazione su Viale Kennedy nella zona della Playa in corrispondenza del campionato europeo master di non sadia di atletica leggera. Dalle 7 del mattino fino al tardo pomeriggio il divieto di transito su una delle corsie del lungomare della Playa in direzione Siracusa nel tratto compreso tra la rotatoria del Palaghiaccio fino alla rotatoria con la strada provinciale per l'incrocio appunto di San Francesco l'Arena. La Polizia Municipale invita gli automobilisti che vogliono recarsi sul posto a utilizzare la viabilità alternativa. A Ortigia è possibile ammirare le mitiche auto americane. Lungo il corso Matteotti c'era anche la copia di KITT, la celebre auto della serie Supercar. Francesco Aloi. Noi siamo uscite per venire a fare colazione, abbiamo visto tutte queste auto e non ce l'aspettavamo proprio, zero, completamente, che poi sono pure bellissime. Oltre alle meraviglie di Ortigia, chi fa una passeggiata in centro fotografa anche queste auto. Siamo venuti per visitare la città, ma abbiamo trovato una bella sorpresa, tante belle macchine americane. Mio nonno ha una autoconcessionaria, quindi gli racconterò di aver visto. Anche se soltanto per qualche ora, il corso Matteotti diventa un parcheggio di auto americane. 17 in tutto, 15 arrivano da Malta, 2 da Pozzallo. È stato un piacere venire qua, vedere queste auto ai residenti e ai turisti. La gente, quando si vede, specialmente quelli di epoca, anche vanno indietro nella memoria. Una grande sorpresa per gli appassionati delle quattro ruote, ma anche un'occasione per tuffarsi in questo mondo. La grande partecipazione spero ci porti a ripetere in futuro altre iniziative di questo genere. E poi, ciliegina sulla torta, c'è anche la copia fedele della celebre KITT, l'auto futuristica protagonista della serie Supercar. Costruito 11 anni fa questa replica di KITT. Ma con quest'auto la fermano tutti? Sì, diciamo che sono sempre fermato, anche dalle forze dell'ordine, ma giusto per fare delle foto, dei selfie. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. E siamo al calcio con il Catania in partenza lunedì per il ritiro di Veronello, dove tra l'altro sarà organizzata una amichevole. Donnarumma, Miceli, Lunetta pronti per la prima dei playoff e domani la conferenza stampa attesa di mister Toscano. Ma sentiamo Marco Carli. Veronello, recupero infortunati ma anche Torre del Grifo. Restano tanti temi in casa Catania anche se l'esordio nei playoff arriverà fra 2 settimane. Partiamo da Veronello, il ritiro voluto dal tecnico e dalla società. Partenza la sera del 4, primo allenamento il 5 fino al 10 maggio. Nel mezzo, con ogni probabilità, un amichevole che deve essere probante. Infortunati, Donnarumma e Miceli ci saranno per la prima partita dei playoff. Lunetta, come detto anche da Toscano, combatte da tempo con il problema all'adduttore che ne ha frenato le prestazioni, ma il giocatore ha sempre dato il massimo e lo farà nei playoff dove inevitabilmente il recupero non può essere ottimale visto che si gioca ogni 3 giorni. Per Casasola l'obiettivo è il 20 maggio, ritorno dei quarti di finale, ed è una data chiave perché sappiamo quanto il giocatore sia fondamentale per la manovra del Catania e per il 3-4-2-1 di Toscano. Per Rolfini e Corbari i tempi più lunghi, si va oltre i quarti di finale. Mentre la squadra si sposta a Veronello, la società lavora per Torre del Grifo. Obiettivo: i 2 campi in erba dove è già stata portata l'irrigazione, poi la sede e gli spogliatoi, la pulizia del centro anche dalla terra dell'Etna che è piovuta in questi anni ha richiesto tempo. Al momento il cronoprogramma potrebbe prevedere ritiro fuori e avvio della stagione dalle settimane che precedono immediatamente il campionato finalmente nella casa rossa-azzurra. Ma ancora è presto per parlare del prossimo torneo. Ce n'è uno, questo, da completare e nel miglior modo possibile. Questo era il nostro ultimo servizio per Sicilia 24 e per questa edizione è davvero tutto. Vi aspetto alle 14 per il nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Vi lascio adesso alla rassegna stampa. A tutti una buona giornata.